Ammaina bandiera! Inno sul telefonino, guanti e mascherine, soprattutto nessun alunno. Fine anno scolastico triste per il preside Antonio Chiarparin, che dalle Prati, lungo le mura trevigiane, ha iniziato i suoi ultimi ammaina bandiera scolastici. Una ammaina bandiera per un anno da dimenticare. Per me è da ricordare perché è l'ultimo, per cui me lo ricorderò. Un rito che lo storico preside dell'Artistico, solo per citare qualche istituto del suo recente passato, ha voluto fare con carrucola cingolante e tricolore strappato, che durante la discesa si è pure bloccato, quasi a simboleggiare l'attuale situazione della scuola italiana. Da dimenticare, se vogliamo, perché ha creato tanti quei problemi che ha stimolato però anche tante soluzioni. Inciso per ricordare i tanti docenti che, nonostante tutto e a volte anche contro la burocrazia, hanno portato a termine il loro impegno, e anche tanti studenti e relative famiglie che in molti casi hanno coperto a proprie spese le lacune di una struttura didattica digitale fino a prima del contagio di fatto inesistente. L'istruzione poteva non rimetterci, c'era immenso nella misura in cui qualcuno ha cavalcato sopra, qualche studente ha cavalcato sopra, e non ci sono state magari sempre puntuali prese di posizione quando si potevano prendere. Un addio alle sue scuole con un po' di amaro in bocca, quindi, anche se il vero rompete le righe per Chiarparin sarà il 31 agosto sul piazzale delle Stefanini. L'istituzione adesso chiude e riaprirà forse a settembre.